avevo messo anche la diretta su YouTube, su Facebook, dunque era una gran confusione. Allora, Va benissimo, noi siamo in diretta dal vivo e ai nostri amici che ci seguono gli piace questa cosa qua. Più le combiniamo grosse, ci amano e ci perdonano. Vai avanti, Hilde, che facciamo un figurone oggi. Dai, vai. allora, questa sera saremo sul tuo canale YouTube, Sì. sarò ospite gentilmente sul tuo canale, faremo ovviamente del nostro meglio per dare delle risposte ai nostri amici che si collegano. Abbiamo un buongiorno da Mirela, buongiorno, grazie Ciao, Mirela ciao per essere Mirella, con ciao, ciao, noi. ciao, 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 ciao. Ah, poi vi voglio dire una cosa, se voi vedete la linea della mia vita è lunga, quindi se vi iscrivete con me siete garantiti che per almeno 40-50 anni, e se ce l'avete anche voi lunga la linea della vita, mi potete seguire gratis. Marietto. Ai, ai. Allora, torniamo a noi. L'obiettivo ovviamente è ricordarvi che questa sera c'è questo evento. Grazie Mirela. Questa sera c'è questo evento sul canale YouTube del Marietto, dunque siamo ospiti a casa del Marietto, lì su YouTube. Ovviamente usiamo la modalità che già conoscete, dunque il Marietto vi risponde a una domanda con il pendolino e la Hilde vi tira fuori 5 carte per vedere un pochino qualcosina in più. Bene. Cosa volevi farmi fare, Marietto? Tra l'altro tu hai le Allora, nuove. al Marietto, tanto per lanciare un pochettino, riscaldare un po' l'ambiente, fino a stasera alle 8:30, mi raccomando, sempre nel gruppo dei Magia, Tarocchi e quello che è poi. Volevo chiedere alla Hilde di fare una stesa per vedere come andrà questa sera per il Marietto. Va bene, allora guardiamo. E per tutti quelli che seguono il Marietto Certo, veneziano e il Garda. guardiamo come sarà la nostra serata in diretta, così tanto per. eh, A proposito, Hilde, come ti piace la mia nuova mascherina? è bellissima, bravo, molto bella. Bella, con i Sì, capelli sì. grigi, gli occhiali scuri. Vabbè. Vabbè, va, lasciamo stare, va. Sì, sì. Va bene, va bene. È Sono molto sempre io. fashion. È molto fashion. Comunque mi è volata una carta dal mazzo, la gran consolazione, dunque già un bel segno per questa serata. Comunque giriamo 5 carte, tanto per restare allegri e vediamo un pochino. Allora, c'è qualche gelosia. Verrà qualcuno un po' geloso, dici? È possibile, comunque probabilmente sentiremo una storia un po' triste. Comunque devo dire che andrà molto bene la serata, eh? Te farai faville, il Marietto. Ma, Se la cara carta, Hilde, ma se con la te chi è carta che non fa indovina. faville? Vabbè, grazie. Comunque dai, è positivo perché a parte qualche piccolo dispiacere, magari è un contrattempo, come dire, tecnico, ma qui vedo assolutamente l'esito più che favorevole, vedi? Dunque un incontro bello per tutti, come speriamo che sia così sempre e che ti Benissimo. faccia piacere stare del tempo con noi. Abbiamo parecchi buongiorno, ma purtroppo l'unica, o anzi, buon per lei, l'unica che ha cliccato sul link in azzurro che c'è all'interno del post, cioè streamyard.com/Facebook, che è quello che permette di vedere il nome durante le dirette. Facebook è stata Mirela. Ragazzi, non vi succede nulla se cliccate, ma ci permetterete di vedere i vostri nomi durante la diretta, perché noi la monitoriamo da un sito che si aggancia a Facebook, ma non è Facebook, dunque non riusciamo a vedere chi ci saluta, a meno che appunto non clicchiate su quel link che abilita appunto dall'autorizzazione a StreamYard a leggere il vostro nome e a metterlo appunto nella chat della diretta. Questo però è Sì, solo per Facebook, perché su YouTube questa cosa non è necessaria, ma si vede che Facebook ha bisogno di autorizzazioni particolari. Volevi dire qualcosa, Marietto? sì, meglio che clicchino su quella che tanto non morde, è gratis, e che così riusciamo a Infatti, vedere nome, cognome, data di nascita e il codice dell'IVA, insomma tutto praticamente. sì. Cliccate e andate tranquilli. Sì. Bene, abbiamo praticamente detto tutto. Vuoi ricordarci a che ora ci dobbiamo incontrare? 20:30, sempre
su YouTube la sera, ma questa volta sarà il canale del Marietto Veneziano. Vi ricordo che però facciamo la diretta il sabato pomeriggio da Facebook, dunque Ma se anche in questa questo sera momento... saremo qua su Facebook, eh? Questa sera noi saremo qua. Ah, non Sì, saremo sul tuo canale? e dopo lo copio e lo metto sul mio canale. Ah, io avevo capito che avremmo fatto così il sabato, non anche il mercoledì. Via, Mm. va, allarghiamoci, io. Oggi offro io a Bene. tutti chi vogliono venire su Facebook del vostro Marietto, accompagnati anche dai genitori, se volete portate la suocera, insomma tutte quelle cose lì. Mi raccomando un'altra cosa, se avete dei commenti non scrivetemeli in PVT, ma metteteli sotto nel canale del tubo e scrivete, così mi fate fare un figurone della Madonna, perché se mi scrivete in PVT, io a seguire tutti non ce la faccio, mi scrivono 30, 40, anche 50 persone al giorno di dire Marietto di qua, Marietto di là, io dopo la terza con la picco, invece se mi mettete sul tubo faccio un figurone che non finisce più. In più c'è il rischio che anche vi iscrivete, no? Così mi raccomando che ci vuole un po' di sostegno per il vostro Marietto e in più niente, sono anche felice di rispondere a una domanda che poi rispondo a altre 30 nello stesso colpo. Invece se mi chiamate in PVT, per chiaramente domande non professionali, è un macello, perché rispondo una, poi magari la seconda persona che mi contatta mi fa la stessa domanda, che avrei potuto rispondere tranquillamente sul canale Una volta YouTube. per tutte, certo. Esatto. È vero che noi, Ilde, abbiamo i migliori iscritti del mondo nei nostri Sì, diari e sì, nei nostri... però insomma un aiutino anche loro dovrebbero darcelo. Sei d'accordo, Ilde? esatto. Sì, sì, Bene, vuoi, d'accordissimo. vuoi aggiungere Allora abbiamo qualcosa? un commento che però ripeto, se non cliccate su quel link che c'è in alto sopra la diretta, diciamo così, dove c'è scritto streamyard.com, noi non riusciamo a leggere chi è che l'ha scritto. In questo caso c'è un utente Facebook che dice: io sono infermiera e lavoro con i Covid, vorrei sapere se io e i miei colleghi supereremo bene questa fase. Allora, cara amica, ti rispondiamo stasera, ricordati Sì, tra le 20:30 e le 21, sì. che rispondiamo in ordine di arrivo, perciò i primi che si collegano sono i primi che riescono ad avere certamente una risposta, perché poi noi alle 21 interromperemo per poter rafforzare il muro di fuoco, non è così, Marietto? Sì, prima di Ovviamente tutto no. ricordiamoci alle 21 il muro di fuoco della Hildegard e questi goliardi, come si dice, maghi in Prodi. erba, prodi, insomma, quelli che salgono sulla breccia del muro, no? Sono Hildegard e noi, e ci sono dentro Caspita, anch'io. ci sono veramente, si stanno impegnando tantissimo, io li ringrazio veramente di cuore, sono un bel gruppetto e sono veramente armati di Coraggio, entusiasmo, buona volontà, coraggio, ma anche coraggio. determinazione, cioè mi fa molto Sì, piacere, veramente si sì. stanno impegnando tanto, li ringrazio. E vi dirò che li ringrazierò, mi segnerò giù i nomi e in una diretta li ringrazierò uno ad uno perché lo meritano. Sì, Dunque, esatto, sì, sì. questo generico gruppo Magici Arcieri Bertoldini non li ripaga come è giusto che sia. Dunque, Esatto, poi bisogna anche dire una cosa, Ilde, che tutti quelli che si agganciano alla nostra scena energetica, visto che noi siamo un po' carichi di energia benevola, chiaramente ne traggono anche, adesso io non voglio fare il guru, però è chiaro che se uno va col santo impara a santificarsi, se uno va con lo zoppo impara a zoppicare. E visto che noi camminiamo bene, siamo nella strada giusta, chiaramente chi segue le dirette live e anche le pillole di Hildegard e Marietto Veneziano non può essere altro che benedetto. Quindi tutti gli infermieri del mondo che seguono Hildegard e Marietto Veneziano devono stare tranquilli perché sono a posto. Ve lo dice Marietto. Allora, è una Sì. Infatti c'erano dei assicuratori, agenzie di assicurazioni, che chiedevano se gli dava una mano per valutare se qualcuno zoppicava un po' ed era meglio non fargliela fare. Però qui lo dico, qui lo nego, eh. Non dite che poi il Marietto va a dire in giro certe cose. Bene, Hilde, io penso che abbiamo Allora, finito. solo una cosa, vedo, non ci sarò perché sono a lavoro, la riproporrò un'altra volta, grazie. Allora, se lei è al lavoro, cosa ne dici, Marietto? Intanto quando vado su Facebook vedo chi è che ha fatto la domanda, perché Sì, non vedo sì, il nome. E magari facciamo che le rispondiamo comunque nella sì, diretta di stasera, come se lei sì, fosse stata la prima a porre la domanda, che lei potrà esatto. poi rivedere
quando troverà sui vari canali la registrazione, perché la trova sia su Facebook che sul tuo canale YouTube, giusto? La potrà rivedere in qualsiasi momento. Giusto, sì, perché io Giusto? poi replicherò questa diretta sul tubo, così chi non ha potuto vederlo su Facebook lo vedrà in differita sul bellissimo canale del Marietto Veneziano sul tubo, sì. Va bene, dunque spero così che faremo contenti tutti, anche perché mi dispiace, giustamente se lavora e lavora per il Covid, a maggior ragione, Dobbiamo vediamo. sostenere, mi raccomando ragazzi, sostenete tutti questi medici, infermieri, paramedici, tutti Assolutamente, quelli che lavorano per noi in prima linea in questo momento, tutti quelli assolutamente. dell'Inps, tutti quelli che ci stanno dando una mano, perché quelli che sono a casa sono anche fortunati perché evitano di ammalarsi. Ecco, dobbiamo sostenere il governo in questo momento che sta facendo di tutto per farci passare questo periodo indenne. Bene, allora cosa ne dici? Li salutiamo qui, tanto è per ricordare l'appuntamento di questa sera. Mi raccomando, vi aspettiamo numerosi alle 20:30 sia su Facebook, allora solo su Facebook e poi su YouTube chiarisci questo punto. Ilde, scusa, come ti piace? Ti piace la mia mascherina? Sì, mi piace Beh, la tua dici mascherina. che faccio colpo? Bene, senti allora, Ecco, 20:30 su Face qui con noi, col pendolino e le carte civili interattive, poi ripeto, dopo copierò e metterò sul tubo alle 20:30, poi lo passo anche a te, così va anche sul tuo canale, e poi vabbè. niente, più di così non so più cosa dire. Stasera però non uso la mascherina non la porto. Ci spertichiamo dunque e ci moltiplichiamo dove possiamo. Poi vi ricordo, alle 9 abbiamo il muro di fuoco, dunque lo faremo in diretta, va bene Marietto? Sì, sì, Mm? sì, esatto, Ok, esatto, in diretta. Sì. d'accordo. Ok, grazie Ilde per Grazie a l'aiuto. tutti e buon proseguimento di giornata. Noi ci ritroviamo qui stasera. Grazie A amici, ciao. presto. E il Ciao. click sulla iscrizione, ciao amici, ciao ciao ciao. Ciao. Ciao.